Alta Padovana, morto sul colpo un ciclista travolto da un'auto nel pomeriggio lungo la Val Sugana, troppo gravi le lesioni riportate. Pesanti disagi al traffico con code fino a 10 km questa mattina a causa di un grave incidente in A4 poco dopo Arino, 40enne ferita nell'impatto tra la sua auto e un camion. 71enne morto sul colpo a Biadene mentre tagliava un albero che gli è finito addosso. Nel Vicentino gravissimo un agricoltore 60enne colpito da un palo di cemento mentre lavorava. Un pensionato ultra 90enne di Nanto aggredito e malmenato dai ladri finisce con una gamba rotta all'ospedale. Un'esperienza scioccante, dichiara il figlio arrivato per primo a soccorrerlo. Assalto nella notte alla gioielleria Marchi di Montegrotto Terme con fiamme ossidriche e oggetti da taglio. La rabbia del proprietario, quarto assalto. 40 anni fa durante una rapina morì un carabiniere. Sono critiche le condizioni del 21enne del Lido accoltellato alla gola a Rialto per un apprezzamento non gradito. Squadra mobile di Venezia già sulle tracce dell'aggressore. A Mestre intanto cittadini di Ronda in strada. Mercoledì in Consiglio dei Ministri l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie. Ad annunciarlo il presidente del Veneto Stefani, che sarà Palazzo Chigi. Il carnevale alle battute finali domani dalle 14 in diretta su Antenna 3, la sfilata dei carri allegorici a Treviso tra goliardia e coreografie dei figuranti. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, questi i titoli. E allora veniamo al dramma che si è consumato nel pomeriggio di oggi a Pieve di Curtarolo in provincia di Padova. Erano le 15:30 quando lungo la strada Val Sugana si è consumato un grave incidente. Un uomo di cui al momento non sono note le generalità è stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla bicicletta. Troppo gravi le lesioni, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del SUE 118 e gli agenti della polizia locale. L'incidente è avvenuto nella carreggiata che da Padova porta verso Cittadella. Il traffico si è subito bloccato con pesanti. Possiamo vedere le immagini, chiedo alla regia, ecco, vedete appunto il luogo dell'incidente e appunto sono stati pesanti disagi alla circolazione, con la strada, lo vedete, chiusa in una carreggiata. Solo in questi minuti la situazione sul fronte traffico sta tornando lentamente alla normalità. E pesanti invece i disagi al traffico con code fino a 10 km questa mattina lungo l'autostrada 4 poco dopo Arino di Dolo. Una donna di 40 anni è rimasta ferita nell'impatto tra la sua auto e un camion. Grave incidente sull'autostrada 4 in direzione Milano. Erano le 6:45 del mattino quando subito dopo l'area di servizio di Arino un camion e un'automobile si sono scontrati. Nell'impatto la vettura si è rovesciata sulla carreggiata. Alla guida dell'auto una donna di circa 40 anni rimasta ferita. È stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata al personale medico. Da subito le sue condizioni sono parse gravi, per cui si era alzato in volo anche l'elisoccorso, tornato indietro vuoto. La donna infatti è stata stabilizzata dal personale medico del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di Padova. Attualmente non è in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del mezzo pesante. Immediato l'intervento del centro operativo di concessioni autostradali venete insieme alla polizia stradale e agli ausiliari della viabilità. Attivato anche il protocollo regionale per la gestione delle emergenze con deviazioni consigliate verso percorsi alternativi. Pesantissime infatti le ripercussioni sul traffico. La circolazione è rimasta bloccata e si sono formati fino a 10 km di coda. Le corsie sono state riaperte poco prima delle 9, ma i rallentamenti sono proseguiti ancora per diverse ore. Stava tagliando l'albero quando un ramo ha toccato la scala facendolo precipitare a terra. È morto così a Montebelluna Giacomo Casagrande, 71 anni, tra i primi soccorritori il nipote vigile del fuoco. Le parole disperate della cognata. Che cosa è successo? Praticamente è successo che siccome hanno chiuso la Brentella, quelli che abitano dietro la Brentella approfittano per pulire tutto, sia delle piante pericolose, per i giardini, per tutto. E stavano finendo perché mercoledì chiudono e praticamente mio cognato era sulla scala.
Il figlio era giù che faceva attenzione che non passassero le macchine per non essere pericoloso, e mio marito era sul trattore. Io dopo scusate ma sono agitata, non me ne intendo tanto, e praticamente mio cognato era sulla scala e la pianta ha toccato la scala, lui ha perso l'equilibrio e è andato giù. E quindi ha sbattuto la testa? Ha sbattuto la testa e là non si è più mosso, sì. E mio marito è distrutto anche lui, forse l'ha perso anche lui psicologicamente. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza l'agricoltore di 80 anni di Carré, colpito accidentalmente da un palo di cemento mentre lavorava in un terreno in collina. Era giunto al pronto soccorso poco dopo le 10, trasportato con l'ambulanza del SUEM in codice rosso. La prognosi resta riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Il pensionato era al lavoro in un vigneto e stava rimuovendo i pali di cemento di sostegno alle viti. E un pensionato ultra novantenne, restiamo nel Vicentino, andiamo però a Nanto, aggredito e malmenato dai ladri, finisce all'ospedale con una gamba rotta. Un'esperienza scioccante, dichiara il figlio arrivato per primo a soccorrerlo. Resta tuttora sotto osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza un pensionato di 92 anni aggredito e malmenato da 2 ladri che si erano introdotti nella sua abitazione a Nanto. L'anziano, che abitava solo, si era fratturato un femore finendo a terra nella colluttazione con i malviventi. A soccorrerlo per primo il figlio, allertato dallo stesso pensionato, rimasto tuttora ancora sotto shock. Mio padre adesso sta in condizioni di salute compatibilmente con il decorso operatorio. Sta anche abbastanza bene, rimane comunque provato per ciò che è accaduto. È stata un'esperienza drammatica, insomma, sotto tutti gli aspetti, ecco, questo sì. Quindi speriamo bene, insomma, nel suo recupero che sia il più veloce possibile. La banda, composta da almeno 3 persone, aveva fatto irruzione venerdì in pieno giorno, poco prima delle 10. 2 criminali si erano introdotti nell'abitazione scassinando un serramento al primo piano, mettendo a soqquadro i locali e incrociando l'anziano al piano terra. I malviventi sono entrati a volto scoperto. E mio padre si riferisce che non avevano un accento italiano, non è che in casa ci fossero particolari beni preziosi oppure che lui avesse determinate disponibilità, voglio dire, ecco. Lui teneva in casa quello che gli serviva per la quotidianità. Fatto sta che erano a volto scoperto e uno dei 2 lo ha affrontato. Potevano anche risparmiarsi il fatto di avvicinarsi a questo anziano e di spingerlo. Sapevano che, insomma, lo vedevano che aveva anche una motorietà leggermente instabile, no? L'abitazione dista 200 metri dall'oreficeria Zancan, nota per il ripetersi di drammatici assalti di rapinatori senza scrupoli. In queste zone rurali si avverte forte il senso di insicurezza. Abbiamo avuto anche testimonianza recente qui in paese, no? dove i furti magari sono stati anche molto più pesanti di quello che abbiamo subito noi, no? Sì, fa riflettere, fa pensare, ci rende anche molto insicuri, siamo anche allarmati, voglio dire, ecco, non nego che siamo anche impauriti, insomma, ecco, capito? Assalto nella notte alla gioielleria Marchi di Viale della Stazione a Montegrotto Terme. I malviventi hanno lavorato per oltre un'ora con la fiamma ossidrica e oggetti da taglio. La rabbia del proprietario ai nostri microfoni. La mia è fortunata come gioielleria, perché prima il furto, la seconda una rapina, la terza che è morto un carabiniere, una rapina violenta. Questa notte purtroppo rumori non ne abbiamo sentiti. Con fiamma ossidrica hanno fatto un buco sul vetro antiproiettile di spessore di 5 cm. Ci racconta nel dettaglio quanto accaduto, tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Parla con pacatezza ma con il dolore di chi è ripiombato in un incubo. Guerrino Marchi, 85 anni, da 70 titolare di questa gioielleria di Viale Stazione nel centro di Montegrotto, come il padre e il nonno prima di lui. Un lavoro preciso, certosino, quello dei malviventi che hanno agito indisturbati. Alle 2 un primo sopralluogo, poi l'assalto. Con la fiamma ossidrica prima hanno tagliato le inferriate, poi fatto un foro nel vetro per arraffare quanti più gioielli possibili, servendosi di un ramo. Avevo un tableau di anelli vicino con la mano, purtroppo era vicino alla vetrina, hanno svuotato,
c'erano anelli, hanno portato via degli orologi, 2 monete antiche di San Marino e altri gioielli. A metterli in fuga all'albeggiare, racconta Guerrino Marchi. Ignaro di tutto, ad accorgersi dell'assalto è stato lui, intorno alle 8, uscito di casa per portare fuori il cane. Ingente il bottino, ingenti i danni, circa 20.000 euro secondo una prima stima. È bene che non sia sceso perché io ho provato la paura, cioè trovarmi una pistola puntata e la paura c'è. Dopo la forza, il coraggio, forse la mia volontà, innamorato della vita che è un dono che non ha prezzo, però è brutto perché con la terza è stata brutta, violenza, ci hanno picchiato, portato fuori tutti e hanno ucciso un ragazzo. Aveva 23 anni il vice brigadiere Alfredo Costantini, morto per le ferite riportate dopo 100 giorni di agonia. Una lapide posta all'esterno della gioielleria ricorda il suo sacrificio. In 3 erano entrati nel negozio nel 1983. Guerrino Marchi era riuscito a premere l'allarme e i carabinieri erano intervenuti. Il dolore per quella morte c'è ancora, come la paura per la violenza subita, ma ci sono anche altri sentimenti. Tanta rabbia e amarezza e rabbia. Il mio mestiere è questo. Le indagini sono in corso. Fondamentali saranno le telecamere di videosorveglianza presenti in tutto il territorio comunale. Tra i primi a chiamare il gioielliere il sindaco Riccardo Mortandello. Carnevale di sangue a Venezia, cittadini in strada, la città tra paura, accoltellamento e pettorine arancioni con le pattuglie civiche. Restano sempre critiche le condizioni del 21enne del Lido accoltellato alla giugulare a Rialto in zona Erbaria per un apprezzamento non gradito la notte tra venerdì e sabato scorso. Riverso a terra in una pozza di sangue, è stato subito soccorso, operato d'urgenza e resta ricoverato in rianimazione in terapia intensiva in prognosi riservata all'Angelo di Mestre, con la squadra mobile di Venezia già sulle tracce dell'aggressore, un suo coetaneo datosi alla fuga dopo l'aggressione e che sarebbe stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere della zona e alle testimonianze dei presenti. Nella stessa notte a Mestre, 40 residenti, stanchi di furti, spaccio e violenza, sono scesi in strada con pettorine arancione e torce per presidiare i quartieri segnati da spaccio, bivacchi e microcriminalità. Via, vai via! Il racconto di Alvise Ferialdi, Buongiorno Marghera, promotore dell'iniziativa. Tanta gente, tanto successo per questa iniziativa che, voglio ribadire, non è una ronda ma bensì sono delle passeggiate civiche. Ma l'iniziativa scatena polemiche, coraggio civico o deriva pericolosa, ci si domanda. Non si tratta assolutamente nessuna deriva, ma è giusto fermarsi per riflettere ed è quello che stiamo facendo in questo momento. L'opposizione comunale con Paolo Ticozzi annuncia la presentazione di un'interrogazione per fare chiarezza sulla questione e sul reale stato della sicurezza urbana. Il clamore anche di questa che in effetti è una minoranza va tenuto conto, anzi l'idea nostra è di aprire a tutti. Tra paura e rabbia ci si chiede chi tutela davvero i cittadini. La risposta con l'invito di Ferialdi anche a Ticozzi. Capire anche a queste associazioni che ci hanno criticato, cioè questi devono essere momenti di tutti quanti i cittadini e nessuno deve avere paura. Sicuramente però devono essere ben coordinati con le forze dell'ordine. Un anno fa Lea, 10 anni, fu travolta e uccisa da un'auto. In questi mesi la comunità di Creazzo, dove è avvenuto l'incidente, e quella di Altavilla Vicentina, dove vive la famiglia, sono rimaste unite nel dolore. 16 febbraio 2025, 16 febbraio 2026, un anno esatto senza Lea, la bimba di 10 anni, travolta e uccisa da un SUV mentre camminava con il papà lungo il ciglio della strada a Creazzo. Due comunità, perché anche Altavilla Vicentina, dove vive la famiglia e nel dolore, non vogliono dimenticare, unite da quello che è stato ribattezzato l'angolo di Lea, una lapide sul luogo dell'incidente e tutto attorno gli oggetti che ricordano la bimba, dai pupazzi di peluche ai palloncini, c'è anche il tè, una banana, tutto insomma ricorda la quotidianità di Lea.
Questo è un angolo di raccoglimento e di preghiera, perché mi capita spesso di andare proprio in macchina e di vedere persone che si fermano, fanno il segno della croce e rivolgono una preghiera. Mi è capitato anche, quello è veramente straziante, di vedere la mamma della piccola Lea accovacciata qui vicino a questa lapide in raccoglimento. Ovviamente la vita va avanti, però con fatica, non è semplice, sicuramente non è qualcosa di semplice o qualcosa che passerà con il tempo. Ad Altavilla qualche giorno fa i compagni di classe si sono trovati per ricordare il compleanno di Lea. Creazio e Altavilla, due comunità unite, la ricordano. La comunità è stata molto sensibile e ha dimostrato in tutte le occasioni veramente grande umanità, grande rispetto per la famiglia, e a cui rivolgo a nome di tutta la comunità di Creazio un grande abbraccio. Quanto ai genitori, dopo un anno il dolore, se possibile, aumenta perché si sente sempre di più la mancanza. Sarà proprio difficile dimenticare, ma è anche giusto che sia così, nel senso che certe tragedie si può superare il momento, ma di sicuro non si dimentica. E sul fronte sicurezza stradale la provincia di Padova punta sulla prevenzione con il primo simulatore di guida per monopattini nelle scuole. Un mezzo agile ma sempre più presente nelle cronache degli incidenti stradali. A Padova cresce l'attenzione sulla sicurezza dei monopattini elettrici, soprattutto tra i più giovani. Per prevenire nuovi episodi, la provincia di Padova, attraverso il Fondo contro l'incidentalità notturna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvia un programma di educazione stradale nelle scuole. Al centro del progetto un simulatore professionale che ricrea situazioni di traffico reale grazie alla collaborazione della polizia locale. La provincia di Padova ha partecipato al progetto al bando Mobilità Sicura, il settore viabilità e il settore mobilità della provincia di Padova, ottenendo un contributo nel 2025 di 100.000 euro. E attraverso questo contributo il settore viabilità ha fatto un'importante attività ad Expo 2025 per la sicurezza stradale con gli studenti, e un margine di questo progetto, una cifra di circa 12.000 euro, è servita per l'acquisto di questo simulatore che viaggerà in giro per le scuole di Padova e farà delle lezioni agli studenti per come condurre in sicurezza, con tutte le norme, le regole della strada, appunto come condurre il monopattino. L'obiettivo non è punitivo ma formativo, far comprendere ai ragazzi che il monopattino non è un gioco ma è un veicolo che richiede attenzione e responsabilità. Grazie a software avanzati gli studenti potranno testare i tempi di reazione alterati e le conseguenze di manovre azzardate. Si punta sulla prevenzione, proprio questo progetto va nell'ottica di andare a fare prevenzione nei confronti dei ragazzi. Avere una situazione di un simulatore virtuale che ti proietta su quelli che sono l'uso dell'alcol e stupefacenti va proprio nell'ottica di far prevenzione, cioè non si beve e non si usa stupefacenti in situazioni di guida, ma anche nella situazione di realtà, proprio nell'ottica di dire che nel momento che ci mettiamo alla guida dobbiamo essere in primis per la nostra salvaguardia come persone e poi per non danneggiare e creare problemi agli altri che si mettono contemporaneamente alla strada con noi. Siamo alla politica. Mercoledì in Consiglio dei Ministri l'approvazione della prima intesa sull'autonomia con 4 materie, ad annunciarlo il Presidente del Veneto Stefani, che sarà a Palazzo Chigi. Il Veneto vince, scrive a metà pomeriggio Alberto Stefani sui social, dopo aver ricevuto conferma dal ministro Roberto Calderoli che mercoledì a Palazzo Chigi ci sarà l'approvazione della prima intesa sull'autonomia, e a Roma in Consiglio dei Ministri sarà presente lo stesso Presidente della Regione accanto ai colleghi di Liguria, Piemonte e Lombardia, ovvero quelle regioni che già hanno siglato le preintese, un passaggio storico, per usare le parole di Stefani, che permetterà di ottenere competenze su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa e soprattutto tutela della salute. Pubblicherò nei prossimi giorni il testo ufficiale dell'intesa, così i veneti potranno constatare punto per punto i risultati raggiunti, scrive sempre Stefani nel post, dove di fatto attacca l'opposizione ricordando le 350 ore di ostruzionismo alla Camera fatte quando lui di quel provvedimento era relatore in aula. In attesa di repliche, dopo la calendarizzazione, le prime dichiarazioni sono tutte leghiste. Si inizia a inserire un cuneo, no?
perché parliamo di 4 materie, la formazione, che non sono quelle, diciamo, fondamentali. Sono però importante iniziare con 4 materie, dopo sarà molto più semplice poi introdurre altre competenze magari che hanno maggior valore aggiunto. Questione di competenze, ma anche ovviamente di risorse. Il passaggio vero del federalismo, al di là delle materie, è se tu puoi avere almeno una percentuale anche piccola di compartecipazione sulle imposte statali. C'è già una compartecipazione dell'IVA che hanno le regioni, quella importante ovviamente è quella sull'IRES e sull'IRPEF soprattutto, quindi anche una piccola compartecipazione darebbe il senso di alcune risorse che rimangono nel territorio. Voltiamo pagina. Il carnevale, ormai le battute finali, quello di Venezia, il ballo del Doge, in scena l'amore ed è subito poesia. Cupido, con arco e freccia tesi, verso i cuori di chi sogna e desidera amore, simbolo poetico di una notte sospesa tra magia, incanto e splendore. Notte, capace di ammaliare e sedurre davvero tutti, come l'attrice Emma Thompson e lo scultore britannico Anish Kapoor. Una festa che diviene un racconto romantico e senza tempo per celebrare la forza dei sentimenti nella cornice unica di Venezia. Tra scenografie oniriche, abiti fiabeschi e luci soffuse, il carnevale diviene pura emozione. Il bacio come simbolo dell'amore vissuto da ognuno di noi in modo diverso, ma comunque amore con la sua potenza straordinaria. Un inno all'amore, alla bellezza e alla magia di San Valentino per la 33esima edizione del Ballo del Doge, ideato da Antonia Sauter, in scena nella monumentale Scuola Grande della Misericordia. A Venezia, nel suo mistero più romantico, l'amore come il carnevale è magia fragile ma eterna. È un po' banale parlare di amore, ma in realtà ce ne sarebbe veramente bisogno di amore. E a Treviso il gran finale del carnevale sarà naturalmente domani, martedì grasso alle 14 con la sfilata tradizionale dei carri, la partenza da Piazza Duomo, poi tutto il tragitto nel cuore di Treviso fino al finale lungo le mura dove è allestito il palco per la premiazione del carro più bello tra balli, canti e goliardia come è tradizione. Naturalmente Antenna 3 lo vedete, seguirà in diretta la sfilata dei carri a partire dalle 14 per raccontarvi minuto dopo minuto tutte le magie del martedì grasso a Treviso. È davvero tutto, vi lascio come di consueto alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.